Alle pendici del Gennargentu questa scena si ripete ogni mattina, estate e inverno, da quasi 5 anni, da quando Simona è rimasta vedova. Ex agente di commercio, allevatore per caso, la sua è una storia di dolore, scelte, forza di volontà, ma soprattutto storia di un amore che, se il destino ha interrotto, una coraggiosa donna ogliastrina ha continuato a coltivare. Una volta che si finisce con le mucche qua, parti su e poi arriva il bello lì. Partire su significa inerpicarsi fino al rifugio Calavrigu, una piccolissima azienda agrituristica a quota 1200 metri. Anche qui Simona fa tutto da sola per mantenere vivo il sogno di Giulio. Su Calavrigu lo ha costruito lui pietra su pietra, riempiendosi di debiti, dividendosi tra la mandria e il cantiere. Ha fatto in tempo ad abbracciare la moglie davanti al lavoro finito. Il suo cuore ha ceduto il giorno stesso dell'inaugurazione. È stata tragica la cosa, renderti conto che poi comunque era finito, cioè non c'era più. Però la cosa peggio è anche essersi trovati in situazioni finanziarie che ne avrò per tanti anni ancora. La cosa più semplice, sai, era quella di prendere e andarsene. Invece la mia reazione è stata il contrario, cercare di mandare avanti quello che era il suo sogno, il mio, per Maura, per nostra figlia logicamente, perché quando lui in pratica è andato via, Mauretta aveva solo 1 anno e mezzo. Cos'è per te una donna coraggio? C'è anche solo la casalinga che deve mandare avanti una famiglia ogni giorno, anche quello è un coraggio allucinante. Secondo me coraggio vuol dire non lasciarsi andare, assolutamente, deve esserci sempre un motivo, uno stimolo per andare avanti, sempre, sempre.